Benvenuti amici di mattoscacco.com. Oggi ci andiamo a fare delle risate perché andremo ad esaminare gli svarioni che sono avvenuti nella partita del gambetto di re, sia in passato che proprio anche ai giorni d'oggi, passando da giocatori amatori anche fino ad andare a giocatori professionisti, quindi svarioni di giocatori da 2200 punti Elo, 2003, 2004. Andiamo subito. Questa prima partita si svolse in Francia nel 1974. Chiaramente le mosse di apertura sono E4, E5, F4, D5. Questo si chiama il controgambetto. La mossa corretta è quello di catturare con il pedone E il pedone in D. Se si cattura invece con il pedone in F si cade subito in errore poiché lasciamo al nero donna H4 scacco, ora c'è poco da fare, G3 e donna E4 con doppio attacco. Se per esempio re F2 addirittura c'è alfiere C5 e qui il bianco abbandonò. In effetti non si può fare molto, per esempio su D4 c'è alfiere per D4 e poi bisogna dare la donna per evitare il matto. Questo era il primo svarione. Andiamo al secondo. Secondo svarione, siamo nel 1968, in descrizione del video troverai tutti i PGN delle partite in modo tale che puoi vedere i nomi, il punteggio Elo e quando sono state giocate le partite. Allora, andiamo a esaminare E4, E5, F4 e ora risposta carina, cavallo C6. Alfiere C4 e per F4, cavallo C3 e attenzione a lasciare così sgombra quest'area perché c'è sempre donna H4, il re si sposta, va in F1, alfiere C5 con l'idea semplicissima di dare matto in F2, qui cavallo F3 per minacciare la donna, ma purtroppo svarione perché donna F2, scacco matto, partita brevissima. Andiamo avanti. Altro svarione, siamo nel 1855 a New Orleans, E4, E5, F4, gambetto di re accettato, cavallo F3, D5, continuazione molto aggressiva, cavallo C3, D per E4, cavallo per E4, attenzione, alfiere G4, donna E2, il bianco sta creando una trappola mica male, alfiere per cavallo minacciando la donna, peccato che c'è cavallo F6, scacco matto, duplice scacco di donna e cavallo, il re quindi non può semplicemente andare da nessuna parte né tantomeno può catturare la donna con l'alfiere perché è un doppio scacco, c'è anche lo scacco di cavallo, il re non può andare qui e non può andare qui, non può pararsi perché dagli scacchi del cavallo non ci si può parare, non ci si può interporre davanti a nessun pezzo, quindi anche questa partita finì alla settima mossa. E andiamo avanti tutta, avanti tutta, avanti tutta. Siamo nel 1984 fra Matsura 2220 punti Elo il bianco e il nero 2213 punti Elo. Andiamo a vedere la partita. E4, E5, F4, gambetto di re, alfiere C5, cavallo F3, D6, C3, cavallo F6, cambio al centro e ora cattura su E5, cattura su E4, questa non è tanto buona perché donna 4, attacco doppio, scacco e alla prossima perdi il cavallo. Se per esempio si interpone davanti il cavallo, semplicemente c'è questa. Peccato, peccato, quindi anche i grandi sbagliano. Andiamo avanti velocissimi perché sono veramente degli svarioni veri e propri. E 4 e 5, aspetta, non ti ho detto dove siamo, siamo a Helsinki nel 1998, maestro internazionale col bianco 2420, maestro 2205 col nero. F4, F5, questa è bellissima, un altro controgambetto molto azzardato. E per F5, donna E7 e attenzione ragazzi, donna H5, G6 e qui sono guai. F per G6 e per F4 scacco,
mettiamo davanti il cavallo per pararci dallo scacco. Cavallo F6 minacciando la regina? G7, questo è un colpo bellissimo. Chiaramente scacco, il nero deve togliersi dallo scacco, intanto guadagna anche la regina. Peccato che la regina si ricrea adesso in H8 e in più abbiamo guadagnato una torre. Il vantaggio del bianco è così decisivo che il nero decide di ritirarsi. Andiamo ancora avanti, qui siamo in Germania, nell'Open giocato nel 2001, e col bianco Welling Gerard 2385 punti contro un gran maestro da 2526 punti. Vincerà il nero? Scopriamo come. E4, E5, F4, E per F4, donna F3, cavallo C6, cavallo E2, D5, E per D5, cavallo B4, visto che punti che attacca, cavallo per F4, qui si potrebbe attaccare su questo punto, ma il nero decide di giocare cavallo F6, cavallo C3, donna E7 scacco, il re si sposta, qui sono tutte diciamo non buone le mosse per il bianco, però si sposta in F2 onde evitare l'entrata di cavallo qui, però peccato che c'è cavallo G4. Ora su ogni mossa del re nero ci sono casini, per esempio re in G3 semplicemente donna E1 scacco, e qui se il re va in H3 cavallo F2 scacco doppio, è la prossima, è matto. Se il re invece decide di andare in G1, così come è andato poi nella partita, c'è donna D5 scacco, e qui dobbiamo interporre davanti qualcosa, mettiamo magari D4, però catturo con scacco, alfiere 3, catturo, alla prossima ti faccio anche uno scacco di scoperta, donna F2, eccetera eccetera. La partita continua, però il vantaggio del nero è chiaramente decisivo. Avanti tutta con questa partita, siamo sempre in Germania, questa volta l'anno è il 2003, col bianco 2351 punti, col nero 2276, quindi stiamo parlando di giochi fra maestri. E4, E5, F4, alfiere C5, questa mi hanno sempre detto che è la risposta più forte contro il gambetto di re. Cavallo F3, D5, C per E5, D per E4, attenzione a donna in H5, con l'idea di andare a mattare su F7, donna E7 che difende questo punto, ma ora chi se ne frega? Cavallo per F7 sembra un sacrificio, ma in realtà ora c'è sotto questo pezzo. Donna per F4, qui la situazione è chiaramente in vantaggio per il bianco, che la butta via letteralmente giocando D3. D3 creando un attacco di scoperta sulla donna, peccato che questo alfiere è indifeso. Quindi la donna cattura in C1, uno abituato al fatto che qui c'è la donna e che quindi quando si danno le cose per scontate, quindi donna per C1 e qui il bianco chiaramente abbandonò. Ultimo svarione per oggi. Siamo nel 1993 in Romania, ancora incontro fra due maestri di scacchi, 2223 punti contro 2293. Andiamo, E4, E5, F4, D5, E per D5, E4, la variante più aggressiva, D3, cavallo F6, D per E4, C per E4, cavallo F3, alfiere B4 scacco, attenzione, attenzione, C3 minacciando l'alfiere, alfiere C5 con attacco doppio su F2, attenzione un po' che c'è ancora un attacco simile a quello che abbiamo visto prima, donna per A4 scacco con attacco allo stesso tempo del cavallo e si perde il pezzo, non c'è nulla da fare e anche in questo caso il nero abbandonato. Niente, questo video era così divertente, veloce, non ci siamo messi neanche ad analizzare tutte le altre alternative proprio perché innanzitutto è un tipo di apertura che non è più di moda perché è stata
è stata confutata più e più volte, però può essere divertente nel gioco veloce e qui ci sono alcuni casi di come la partita può veramente finire in pochissime mosse. Bene, spero che questo video divertente ti sia piaciuto, se sì lascia un like, metti un commento che te lo leggo molto volentieri e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!